Cambiamo pagina, 503 i formaggi in concorso di ben 125 caseifici da tutto il Veneto e non solo, ma anche da 5 paesi europei per un'edizione sempre più internazionale. Stiamo parlando di Casius, andiamo a scoprire com'è andata dalla voce degli organizzatori. Tira le somme della 19ª edizione Casius, appuntamento promosso dalla Regione Veneto e organizzato da APRO, l'Associazione Produttori Latte del Veneto. Confermato il trend di crescita della scorsa edizione con 80.000 presenze, una kermesse sempre più internazionale che può crescere ancora molto. Ogni anno sempre di più. Abbiamo visto la crescita, ma è stata una crescita esponenziale, è stata una crescita inimmaginabile quando siamo partiti, perché effettivamente adesso vedere che 2 anni fa, quando abbiamo avuto l'input dal nostro governatore Luca Zaia di aumentare anche, di aprire all'Italia e al mondo, abbiamo visto quanto abbiamo ancora da fare. Già quest'anno abbiamo visto la partecipazione superiore all'anno scorso e di molto di quelle che sono le attività extra Veneto. Abbiamo visto quanto gli stranieri tengono a venire alla manifestazione e avremo anche modo di valutare con le giurie i loro prodotti, quindi non più chiusi nel Veneto ma aperti all'Italia e aperti al mondo per continuare a crescere. Una macchina organizzativa complessa, sempre più articolata, afferma Aprola, alla quale però non mancano le soddisfazioni. Un successo confermato anche dalla velocità con cui 4.800 posti di percorsi e degustazioni sono andati sold out. Incredibile che 3 ore dopo l'apertura delle prenotazioni, già sold out per quello che riguarda tutte le prenotazioni. Questo ci dà anche conforto perché ci dà la voglia di continuare, di continuare a proporre, di continuare a fare. E in merito alle tendenze del consumatore medio, il presidente Borga afferma: Io li invito a fare la differenza fra quello che è un prodotto veneto di qualità e quello che è un prodotto che invece va per la maggiore. Se uno deve mangiare bene e se vuole mangiare bene deve consumare i formaggi veneti.